Una bottiglia su tre di vino italiano esportato all'estero arriva dal Veneto, un risultato prestigioso che sta crescendo di anno in anno, garantendo una competitività a uno dei settori trainanti della nostra economia. All'origine la qualità del prodotto offerto e la professionalità degli stessi produttori, come è emerso nel convegno organizzato da Veneto Agricoltura Regione e Avepa. L'esportazione dei vini veneti rappresenta una realtà molto importante. Ogni anno vi è un aumento delle esportazioni e in particolare negli ultimi 2 anni si è osservato un aumento, una lieve diminuzione delle quantità esportate, ma un aumento del valore. Tra i maggiori consumatori esteri di vino veneto, la Cina, il dragone che chiama il leone usando il simbolismo, un legame che sta diventando sempre più stretto. Il mercato cinese è una grande opportunità, anzi i dati sono in forte crescita, con tassi non solo a doppia cifra, ma addirittura con crescite del 100% annuo, sia per i vini bianchi, sia per i vini rossi, sia anche per i vini frizzanti, che nel 2012, nei primi 9 mesi, sono cresciuti al 98% rispetto all'anno precedente. Il settore appunto dell'esportazione, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, diventa il punto di forza per l'economia del comparto. Certo è che c'è sempre un po' l'ostacolo dettato dalla burocrazia. Sì, la burocrazia vale quasi un 4% del costo aziendale. Questo significa che si devono fare ancora tanti sforzi. Detto questo, credo che la grande competitività sta nella nostra esportazione, nella capacità di stare nei mercati internazionali